Annunciata la discesa di Venezia sotto la soglia dei 50.000 residenti è ora ufficiale, lo certifica l'ufficio anagrafe del comune e lo spopolamento oramai colpisce anche la terraferma. Domani a Mestre sarà definitivamente rimossa l'edicola di via Poerio. L'assessore alla sicurezza Elisabetta Pesce annuncia un ampio piano di interventi contro il degrado che ha colpito il centro città. E su questo fronte arriva anche la proposta del consigliere di opposizione Ticozzi perché si istituisca a Venezia la figura del sindaco della notte, come avviene in diverse città europee. In laguna le linee di navigazione sono sotto pressione, la città è presa d'assalto dai turisti e i lavoratori a CTV tornano a chiedere più mezzi e più personale per far fronte a tutte le esigenze. Raid dell'associazione Adesso a Mestre per segnalare la pericolosità di un incrocio in via Piave. Armati di bombolette e spray, gli attivisti hanno riprodotto quella che dovrebbe essere la segnaletica sull'asfalto. Nel nome del decoro a Eraclea è vietato girare a torso nudo, banditi anche i costumi da bagno al di fuori della spiaggia, lo stabilisce un'ordinanza comunale che fa discutere. Non solo il Lido, anche Venezia si preannuncia sold out da fine agosto all'11 settembre per la mostra del cinema, ma anche gli hotel dovranno fare i conti con l'aumento dei costi. Buonasera, ben ritrovati in diretta edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Era dunque ampiamente prevista, lo abbiamo detto e annunciata, la discesa sotto la soglia dei 50.000 residenti per Venezia. Ora è ufficiale, come ha certificato l'ufficio anagrafe del comune, ma lo spopolamento a quanto pare colpisce anche la terraferma. Venezia è scesa sotto i 50.000 abitanti. Secondo l'ufficio statistica del comune sono 49.997, dato di mercoledì. Lunedì erano 50.011. Sono bastati 3 giorni per perdere 14 residenti e sprofondare sotto quella che è stata definita la soglia fisiologica del concetto di città. È l'ultimo gradino, il più basso, di un esodo iniziato nei primi anni 50, quando Venezia contava ancora 175.000 abitanti. Un fenomeno mai contrastato seriamente, che anzi negli ultimi 20 anni è stato ancora più intenso. Nel 2002 gli abitanti erano ancora 64.000. Considerando poi che alla Giudecca vivono circa 5.000 persone, nei 6 sestieri di quella che per 1100 anni è stata una potenza economica, militare, culturale e politica, la più longeva repubblica della storia, vivono meno di 45.000 persone. I drappi di Venezia.com, con la cifra 49.999 affissi alle finestre per lanciare l'ultimo grido d'allarme, hanno ricevuto la stessa risposta di iniziative ben più clamorose, come ad esempio il funerale di Venezia, con tanto di bara deposta davanti al comune quando la città scese sotto i 60.000. Nessuna. A Venezia in compenso si calcola ci siano oltre 80.000 posti letto per turisti, più o meno, perché se ne stimano almeno 20.000 di abusivi. Quello dei turisti è l'unico dato in crescita di un comune che perde abitanti anche in terraferma. L'entroterra veneziano è sceso dai 207.000 abitanti del 1981 ai 177.000 odierni, meno 30.000. L'intero comune, che negli anni 70 sfiorava soglia 310.000, oggi conta 254.000 residenti, raggiunto e abbondantemente superato da Verona, che dal 2019 è la prima città del Veneto. Ora a Mestre, dove domani sarà definitivamente rimossa l'edicola di via Poerio. La rimozione dell'edicola di via Poerio è questione di ore. Un'operazione lampo velocizzata dalla crescente preoccupazione generata dai bivacchi di sbandati che l'hanno eletta al loro luogo d'incontro, ma che in fondo doveva probabilmente essere compiuta comunque. Questa attività è chiusa da anni e non ha prospettive di riapertura. Partiranno domani i lavori, quindi è stata fatta immediatamente la recinzione e poi verrà fatta una manutenzione dell'area, in questo modo da dare una percezione soprattutto sulla sicurezza, un decoro a Mestre, che comunque è una città bellissima. Stiamo lavorando veramente seriamente su tutto il territorio per ridare i lustri degli anni che furono. L'intervento di via Poerio segue a stretto giro la rimozione delle panchine di piazza Zorzetto, sempre nel cuore di Mestre, diventate, sempre per lo stesso motivo, altro centro di crisi sul versante degrado. Cominciamo con i lavori, diciamo, quelli più veloci, quelli più facili, per poi andare a cercare una pianificazione strutturale del problema. Il tasto più dolente per Mestre rimane sempre e comunque via Piave e dintorni, centrale di spaccio di levatura nazionale che necessita di risposte forti non solo a livello comunale. Solo noi come polizia locale da gennaio a
oggi, insomma una settimana fa, abbiamo comunque fatto 51 arresti. Sicuramente abbiamo bisogno di normative un po' più pesanti, abbiamo bisogno che quando c'è un reato venga riconosciuto, abbiamo bisogno veramente che la legge ci aiuta a fare il nostro lavoro. E contro il degrado dalle opposizioni arriva la proposta di istituire anche a Venezia la figura del sindaco della notte. Il sindaco della notte per gestire bivacchi, episodi di aggressioni, schiamazzi e contro la movida selvaggia. È la proposta che a sorpresa arriva dal PD, dal consigliere comunale di opposizione Paolo Ticozzi per l'esattezza. L'idea su quanto già avviene in molti capitali europee e non soltanto, e che potrebbe essere traslata anche a Venezia. Per questo ho proposto, come avviene in altre importanti città mondiali, tra cui New York, Londra e Amsterdam, l'istituzione della figura del sindaco della notte, una figura che si possa occupare a 360 gradi della notte, creando ad esempio dei tavoli di mediazione a cui possa partecipare chi vive, fa vivere la notte, chi ci lavora, ma anche chi la subisce in qualche modo. Progetto che guarda oltre la semplice rimozione di panchine e quant'altro, coinvolgendo, oltre alla cittadinanza, anche gli operatori e le associazioni di categoria nella ridefinizione degli spazi urbani, l'economia della vita notturna e, non ultimo, il tema della salute pubblica. È importante strutturare dei servizi innovativi per quanto riguarda la notte, sia per quanto riguarda la mobilità, sia per quanto riguarda un approccio di gestione anche dal punto di vista sociale. L'idea del primo cittadino che entra in azione al calar della notte per mettere in risalto ed evidenziare le potenzialità della città piuttosto che i problemi di gestione, al fine di assicurarne anche la sua sicurezza. Da qui la proposta nella proposta a sindaco e maggioranza tutta. Perché non pensare di affidare questo incarico a qualche esponente dell'opposizione? In laguna intanto le linee di navigazione sono sotto pressione e i lavoratori ACTV tornano a chiedere più mezzi e più personale. Sono giorni di grande impegno questi per il sistema di trasporto dei collegamenti acquei in laguna, presi quotidianamente d'assalto dai turisti. Il boom di ospiti in città, che si è registrato forse anche parzialmente a sorpresa, si fa sentire anzitutto nella pressione sui mezzi di trasporto. Marinai e personale ACTV riferiscono anche parecchi casi di difficoltà nel far rispettare a molti passeggeri che salgono a bordo l'obbligo di indossare la mascherina FFP2. Fra poco è Ferragosto e abbiamo visto che le presenze stanno aumentando in città. Abbiamo visto anche che i voli sono tornati al Marco Polo, segno che il turismo ormai ha superato la fase critica legata alla pandemia che a tutt'oggi non è affatto finita. Noi chiediamo innanzitutto che venga studiato da subito un piano per aggiungere più mezzi possibile e magari provvedere ad assumere più forza lavoro. I rappresentanti sindacali avvertono: non è vero che non vi siano giovani disposti a lavorare. Non è vero che i giovani non si trovano. Lo scopo è quello di rendere più semplice il lavoro di marinai, autisti, piloti. Chiediamo vengano date informazioni dettagliate circa l'uso della mascherina a bordo dei mezzi. Ultimamente riscontriamo parecchie difficoltà nel fare rispettare la disposizione. I lavoratori chiedono poi di stemperare le tensioni con l'amministrazione comunale e l'azienda e abbassare i toni delle polemiche. Serve però un piano per affrontare questi giorni di agosto e poi anche i mesi di settembre e ottobre per gli appuntamenti dell'autunno veneziano. Chiediamo inoltre a questa amministrazione comunale di abbassare i toni, rispettare maggiormente chi lavora, chi da quando è scoppiata la pandemia ha sempre lavorato in condizioni difficili, chi si è anche ammalato durante la pandemia. Cercare di mettere la cittadinanza contro i lavoratori in questo momento rende complicato il percorso che dovrebbe portare ad una soluzione riguardo all'avvertenza di cui i lavori proseguono ogni giorno. Raid dell'associazione Adesso invece a Mestre per segnalare la pericolosità di un incrocio in via Piave. Non una manifestazione né un flash mob. A Mestre per denunciare la pericolosità del passaggio ciclabile all'incrocio tra via Piave e via Cavallotti, Michele Boato dell'associazione Adesso ha scelto le vie di fatto. Dobbiamo fare noi un lavoro che da 3 settimane chiediamo faccia al comune. Questo passaggio ciclabile è pericolosissimo. In via Piave le macchine vanno oltre i 50
continuamente e quindi se non è segnalato bene rischi di rimanerci secco. Assieme agli altri attivisti di Adesso, acronimo di Associazione per la Democrazia Diretta Ecologica Solidale Ora, Boato, che è anche consigliere d'opposizione alla municipalità di Mestre Carpenedo, ha dovuto inevitabilmente fronteggiare anche l'arrivo di 3 squadre di polizia locale. Sono arrivati 2, poi 2, 6 vigili urbani per prenderci i nomi, per capire quale delitto stavamo facendo. Gli abbiamo spiegato che era importante questa cosa e guarda caso, un minuto dopo è arrivato il camion di quelli che venerdì avevano dipinto, mandati evidentemente dall'assessorato, per prendere le misure che hanno detto che domani faranno loro la dipintura finale. Per noi questo va bene perché così insomma li abbiamo spinti, li abbiamo tra virgolette costretti a fare quello che è un loro dovere. Ora la cronaca con il maxi furto che si è verificato in Riva degli Schiavoni. Circa 50.000 euro in contanti e un Rolex d'oro e il bottino di un colpo avvenuto nella notte tra lunedì e martedì nei pressi di Riva degli Schiavoni a Venezia. Entrati in azione col favore delle tenebre, i malviventi sono riusciti a penetrare nel negozio dopo aver forzato una porta laterale. La razzia si è concentrata poi sullo scasso di una cassaforte al cui interno erano custoditi soldi e orologio. Il furto è stato scoperto la mattina seguente dal titolare dell'attività che ha allertato le forze dell'ordine. Le indagini della polizia prenderanno in considerazione anche le diverse telecamere private e pubbliche che si trovano nell'area. La visione delle immagini girate quella notte potrebbe infatti essere risolutiva per l'identificazione dei colpevoli. A pochi giorni dall'inizio del campionato di Serie B, il questore di Venezia ha emesso altri 4 divieti di accesso agli impianti sportivi ad altrettanti ultras del Bologna responsabili di episodi di violenza allo stadio Penso lo scorso 8 maggio. È stato disposto il DASPO da tutti gli impianti sportivi da periodi variabili da 2 a 5 anni e per 2 l'obbligo di presentazione per 5 anni alla polizia giudiziaria in occasione di ogni incontro disputato dal Bologna. Per gli scontri proprio dell'8 maggio erano già stati adottati 10 DASPO nei confronti di altri tifosi bolognesi e 18 nei confronti di quelli del Venezia. Al via l'ordinanza decoro, andiamo a Eraclea, vietato stare in bikini o a torso nudo fuori dalla spiaggia. Nel nome del decoro ad Eraclea è vietato girare a torso nudo, banditi anche i costumi da bagno al di fuori della spiaggia. A deciderlo la nuova ordinanza comunale accolta con il plauso di residenti ed esercenti. Non mancano tuttavia i malumori, alcuni turisti giudicano le restrizioni inadatte per una località balneare. È un'ordinanza che nasce dall'esigenza richiesta da alcuni operatori perché si stavano manifestando degli episodi in cui le persone entravano nei bar e nei locali a torso nudo e quindi facendo seguito a questa richiesta abbiamo appunto emesso questa ordinanza. D'ora in poi sarà vietato circolare in bikini o a torso nudo nelle vie, nelle piazze cittadine, sui mezzi di trasporto, nei negozi, ad esclusione delle aree adibite alla balneazione. Sarà vietato anche bivaccare e disporre giaccigli nelle strade, nelle piazze, nei parchi e nelle aree pubbliche. È in vigore da una decina di giorni, chi viene pizzicato è sottoposto a una sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 267 del 2000 e quindi in una somma che va da 25 euro a 500. Il primo provvedimento di decoro contro perizoma, tanga e petto nudo al di fuori della spiaggia è stato il comune di Caorle ad applicarlo. Eraclea ha deciso di seguirlo. Chi non rispetterà le regole rischia una multa salata, anche se per ora prevale la linea morbida. Abbiamo pensato e ritenuto più opportuno che almeno i primi giorni un minimo di tolleranza ci possa essere da parte dell'amministrazione, anche perché è una novità che non tutti conoscono, essendo appunto una località balneare. E andiamo a sentire quali sono state le reazioni allora a questo provvedimento tanto discusso. Cosa ne pensi? Un'ordinanza giusta? Sì, è giusta, sì. Mi sembra una cosa anche giusta, bella, un po' dignitosa, di petto nudo in spiaggia, ma circolare con una maglietta semplice. Non si va in giro in paese a torso nudo? No, e neanche in costume da bagno. Un po' di dignità delle persone, perché qua in conto di stare in spiaggia tutti sono nudi, insomma, diciamo, in costume, qua invece camminiamo con qualcosa addosso, perché è giusto. L'ordinanza decoro contro bikini e torso nudo in strada trova il consenso anche dei numerosi veneti in vacanza ad Eraclea. Diciamo è una questione di buon senso,
quindi magari forse viaggiare a torso nudo sarebbe anche il caso di evitarlo. Poi chiaramente ci sono tante persone, tanti modi di vedere le cose, quindi sta il buon senso delle persone, insomma. La decisione applicata dopo le numerose sollecitazioni degli operatori del turismo, come ha voluto sottolineare il sindaco Nadia Zanchin, ha comunque suscitato qualche perplessità. Ritengo che comunque sei su una località, diciamo, marittima, e quindi è anche accettabile che insomma uno sia magari a torso nudo. È un punto di vista, sinceramente, anche questo io non ne farei più di tanto caso, però è anche vero che comunque su una località marittima, ripeto, potrebbe essere tollerato, insomma. Le polemiche contro la decisione della Giunta non si placano. Anche l'opposizione ha giudicato la nuova norma inopportuna per una località balneare. Spero che differenza c'è tra la spiaggia e 50 metri più là, cioè non c'è grande differenza, insomma, quando si è in una località balneare, appunto. Frequento Eraclea Mare e non mi sembra che ci sia tutta questa grande preoccupazione, insomma. Penso che rientri nella normalità per una località turistica e che ci siano delle persone magari a torso nudo, ecco, non vedo questo grande problema. Ora torniamo a Venezia, che si preannuncia sold out al pari del Lido in vista della mostra del cinema. Dal 31 agosto al 10 settembre a Venezia non si trova quasi più posto negli hotel e il Lido è già sold out da mesi. La 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, diretta da Alberto Barbera, e la Biennale fanno da traino al rilancio della città. Dopo 2 anni e mezzo di totale assenza del turismo nella città siamo ripartiti. Dopo gli anni record del 2018 e del 2019, che si è prematuramente concluso con l'acqua alta del 12 novembre, e il Covid del 20 e il 21, siamo tornati davvero a quelli che erano i numeri del pre-pandemia. Siamo ottimisti, da quelli che sono stati gli eventi del Salone Nautico, il Carnevale, l'apertura della Biennale e anche la mostra del cinema ci sta già dando dei numeri importanti per quanto riguarda in modo particolare il Lido, ma anche la città storica. Anche a Mestre, dalla primavera e nella terraferma veneziana, i dati, seppur non paragonabili con il centro storico, sono buoni. È ripartita anche Mestre, siamo ormai a livelli di quasi massima occupazione delle nostre strutture. Sono aumentati molti i costi, quello sì, perché purtroppo quello che vediamo tutti quanti, dalla pompa della benzina a tutti i prodotti e le materie prime, sono aumentati tanto, di oltre il 40%. Quindi sì, siamo dei numeri fatturati importanti, ma la redditività delle nostre strutture non è la stessa del 2018 e del 2019. L'Associazione Veneziana Albergatori, dalle parole del suo vice direttore Daniele Minotto, commenta positivamente anche il passaggio di proprietà dell'Hotel Excelsior e un possibile recupero ad uso alberghiero del Grand Hotel de Ben al Lido di Venezia, chiuso inopinatamente dal 2009 e ferita ancora aperta nel cuore del lungomare Marconi. Apprendiamo con estremo interesse quello che è il recupero del Grand Hotel de Ben, del Lido e dell'Excelsior. Sono 2 punti di riferimento della città, in modo particolare del Lido, che è giusto che abbia una sua identità, una sua collocazione precisa in un mercato di altissimo livello. È importante che sia l'inizio di una progettualità legata anche alle altre strutture come l'aeroporto del Nicelli, il Casinò, e quindi tornare ad avere una sua piena autonomia e identità come destinazione legata alla città, non solo come comprimaria della città storica. Quindi davvero siamo felici che sia stata presa questa decisione e che ci sia questa opportunità. È tutto, grazie per averci seguito. Tra poco l'edizione di Treviso, ora il meteo. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Pressione in diminuzione e ciò determinerà qualche breve episodio di instabilità sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di venerdì 12 agosto. Sul Veneto tempo variabile, un vortice in quota sfiora la nostra regione. Avremo schiarite alternate a cielo nuvoloso nel corso della giornata. Occasionali rovesci e temporali sparsi con il passare delle ore, meno probabili tuttavia sul veneziano e sul rodigino. Temperature, come detto, in lieve calo, minime tra 11 e 20 gradi, massime invece oscillanti tra i 25 e i 29 gradi all'incirca.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo momenti soleggiati nella prima parte della giornata. A seguire locali piogge sparse, qualche schiarita poi in serata. Sulla costa soffierà bora moderata. Temperature minime tra 17 e 21 gradi, massime sui 27-29 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Al mattino sole e nubi, mentre nel pomeriggio si formeranno dei temporali. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime sui 29 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci.